No, è stata una partita tutto sommato che ha, nonostante il pesante passivo, ha dei riscontri positivi perché siamo partiti un po' a handicap con 2 gol a freddo, ma la squadra ha reagito, ha preso campo e ha prima accorciato e dopo si è fatta pericolosa. Alla fine è sempre brutto appellarsi alla sfortuna, però nei momenti topici un doppio palo, un altro palo di Ortolan non ci hanno permesso di rimettere la partita nei binari giusti e Chiupano è una squadra comunque costruita per il salto di categoria e con tante individualità che hanno messo 3 gol di vantaggio fino agli ultimi secondi. Dopo abbiamo provato anche con la tattica del portiere in movimento, l'abbiamo fatta non benissimo rispetto all'anno scorso dove era la nostra arma in più, la palla ha circolato molto lentamente e gli ultimi 2 gol non fanno test perché ormai la partita era agli sgoccioli. Torniamo a casa senza punti ma comunque prendendo delle indicazioni positive anche dalla sconfitta di oggi. Il progetto di quest'anno ricalca i progetti degli anni scorsi in cui si spinge fortemente per la costruzione di atleti, costruzione di uomini, insistendo già dal comparto dei giovanissimi con un terzo allenamento, un quarto allenamento già a partire dagli allievi, con l'obiettivo di creare ragazzi giovani che possano già calcare il parquet della Serie B in età juniores. Il progetto futuro non porterà stravolgimenti, continueremo a lavorare duramente sul parquet e punteremo a migliorare la gestione della società fuori dal parquet, come comunicazione, come immagine e come rapporti con gli organi di stampa.